Dal 20 aprile all'8 giugno 2025 tornano gli archi di Pasqua, un simbolo identitario del comune agrigentino di San Biagio Platani, opere di arte popolare che quest'anno raccontano una comunità decisa a ricostruire il proprio futuro a partire dagli imponenti interventi di riqualificazione urbana possibile grazie ai fondi del PNRR. L'edizione 2025 si carica di un doppio significato. Da un lato la confraternita dei Madurnara celebra Agrigento capitale italiana della cultura, rendendo omaggio al territorio e alla sua vocazione artistica e mediterranea. Dall'altro i Signurara che rispondono al tributo all'ingegno degli abitanti del posto San Biagio Platani, Paese dell'Arte 2025, un grido di orgoglio e di visione che racconta ciò che il borgo è diventato, non solo un custode di tradizioni, ma un laboratorio vivo di cultura e di rigenerazione, grazie al progetto Rigenerazione Archi di Piano 2030, vincitore del bando Borghi promosso dal Ministero della Cultura nell'ambito del Piano Nazionale PNRR. San Biagio Platani è oggi protagonista di un importante intervento di riqualificazione urbana e culturale. La manifestazione degli archi è un cuore pulsante di questo cambiamento. Attorno a essa si è costruito un sistema di opere e di servizi che stanno restituendo alla comunità spazi dimenticati e nuove prospettive di sviluppo. La rifunzionalizzazione dell'anfiteatro con i laboratori di musica e teatro, la nascita di un centro per l'identità immateriale, dell'Osservatorio del Patrimonio Culturale Locale, l'apertura di un'area camper multiservizi per l'accoglienza turistica in contrada montagna e ancora il recupero delle storiche mandrie rurali con area picnic e lo sviluppo di percorsi di arte effimera fruibili fino ad agosto grazie alla manifestazione Archi di Estate ed Ephemeral Festival targato Farm Cultural Park, con le residenze di artisti che coinvolgono creativi nazionali e internazionali chiamati a reinterpretare la tradizione in chiave contemporanea. Presenti anche il collettivo CTRLS Liotta Architecture, noti per l'approccio sperimentale e il dialogo tra paesaggio, materia e memoria. Dal 6 al 18 maggio San Biagio Platani ospiterà l'Erasmus delle aree interne, un'iniziativa ideata da Rifai che vedrà arrivare giovani da tutta Italia per un confronto tra modelli ed esperienze di animazione territoriale. In programma anche attività laboratoriali, momenti di interscambio culturale, a cura dell'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, con centri spagnoli legati alla tradizione della Semana Santa per rafforzare i legami tra cultura, affinità e comunità artigiane mediterranee. Archi di Piano 2030 è un progetto comunitario di cui gli abitanti diventano protagonisti dell'offerta turistica esperienziale fatta di accoglienza autentica, passeggiate tra i pistacchieti, visite ai laboratori artigianali, trekking nei paesaggi sicani, degustazione di prodotti locali a chilometro zero. Il sapere non è mai fermo, ma si fa racconto, gesto e relazione.